Vorrei condividere alcune riflessioni su uno dei problemi che affliggono gli scafi d'epoca, praticamente in inglese logging o scavesso in veneziano, cioè la perdita di allineamento longitudinale di uno scafo e il conseguente inarcamento concavo della chiglia e le estremità che pendono verso il basso. È un fenomeno molto naturale dovuto al principio di Archimede. La parte centrale della stiva, molto piena di volume, tende appunto a galleggiare molto di più delle estremità che non hanno praticamente volume e hanno lo stesso peso, e questo produce una continua torsione, visto che il peso non dorme mai. Uno scafo come vedremo poi, che ha 50, 70, 90 anni, piano piano si deforma. In questo scafo possiamo vedere, questo grafico possiamo vedere molto chiaramente nella parte superiore l'andamento dei pesi lungo la chiglia dello scafo, e sotto invece la corrispondente riserva di galleggiamento, che è molto molto più ampia naturalmente nella parte centrale e quasi nulla alle estremità. Questo è lo stesso grafico che dimostra appunto come vengono distribuiti i volumi lungo la chiglia della carena di una nave. Il problema è che lo scafo non è un monoblocco come si può intendere, ma le tavole del fasciame possono scorrere e anche cedere piano piano, perché appunto sono trattenute solo dalla chiodagione lungo le ordinate. Se due tavole vengono flesse, la loro resistenza è pari alla somma appunto della singola resistenza della tavola. Se invece le tavole vengono collegate fra di loro, la resistenza naturalmente è notevolmente aumentata, e questo per esempio era un problema che non esisteva nelle navi greche o romane, che avendo una struttura a mortase e tenone creavano uno scafo, praticamente un guscio indeformabile, sul quale venivano poi successivamente aggiunte le ordinate. Le nostre invece imbarcazioni hanno le tavole di fasciame che si incrociano a 90 gradi con lo scheletro, e quindi ha un effetto di parallelogramma e possono deformarsi, perché appunto non c'è una struttura di irrigidimento longitudinale che non sia costituita dal paramezzale o da altri elementi. Questo problema era noto fin dall'antichità. In tutte le descrizioni e immagini di navi, per esempio dell'epoca egizia, si vede molto bene questo cavo, un grosso canapo che correva da poppa a prua e veniva poi messo in tensione torcendolo, e quindi questo sosteneva le estremità, che altrimenti sarebbero piano piano calate, come succede ora. Anche in questa immagine si vede una grande imbarcazione che trasporta blocchi di marmo, che ha addirittura tutta una serie di questi cavi, sostenuta anche e allontanata dallo scafo da questi supporti verticali, che aumentano naturalmente il momento raddrizzante. Questo problema era noto anche a Venezia, e le navi della Serenissima Repubblica, che rimanevano per molto tempo inattive all'ormeggio, in attesa di eventi bellici per esempio, piano piano subivano la stessa deformazione e spesso diventavano inabili alla navigazione. E questo è un disegno conservato alla Biblioteca Universitaria di Padova, nella quale si nota come l'inventore aveva immaginato questi elementi linei con degli snodi metallici per creare una struttura a traliccio che sostenesse l'estremità dell'imbarcazione. Anche le barche più piccole della nostra flotta, per esempio il gondolino da regata in questo splendido modello del Museo Storico Navale, si nota come la soluzione dopo 4.000 anni fosse la stessa dell'epoca egizia, con un cavo che viene ritorto
fissato naturalmente all'estremità delle aste di poppa e di prua, e questo permette di irrigidire questa imbarcazione molto, molto fragile. Anche le imbarcazioni come la disdotona, la quattordesona, la dodesona, che per i no veneziani sono lunghe imbarcazioni da regata e da rappresentanza, con 18, 14, 12 vogatori, e quindi un rapporto lunghezza-larghezza molto alto, hanno, come si può vedere qui al centro, un lungo tirante formato o da un cavo d'acciaio o da un tondino pieno, proprio per irrigidire lo scafo, che magari potrebbe anche spezzarsi quando rimaneva sospeso fra due creste d'onda. Le imbarcazioni che adesso di cui stiamo curando il restauro, che sono i trabacoli, queste grosse navi da carico veneziane, hanno anch'esse lo stesso problema. Vedete qua la chiglia, si nota molto bene la chiglia del trabacolo Concordia, che è appunto concava come si era visto prima. Il caso che noi stiamo curando attualmente, quello del nuovo Trionfo, ha addirittura 30 cm di freccia rovescia, nonostante, come si vede, un grosso peso, una grossa zavorra applicata sulla chiglia e altri pesi all'interno dello scafo. Però nonostante questo lo scafo si è deformato notevolmente nel corso dei 90 anni di vita di questa imbarcazione. Questo è un altro rilievo che abbiamo fatto tempo fa di un altro trabacolo, il marinfaliero. Sopra si vede anche in questo caso il notevole inarcamento della chiglia, che ha fatto perdere completamente l'insellatura nella parte superiore, e la restituzione grafica che abbiamo fatto tramite software, traslando tutti i punti e riportando qui la chiglia come era nata, cioè perfettamente rettilinea. Questa problematica è comune a tutti gli scafi, anche appunto le grosse navi storiche americane, inglesi, eccetera. Questo per esempio è una nave americana e, come si vede, è afflitta dalla stessa problematica. Dalle immagini sia storiche che attuali si può proprio individuare l'età dell'imbarcazione e il suo stato di conservazione proprio dalla perdita dell'insellatura del cavallino superiore e dalla linea, per esempio anche in questo caso molto chiara, della batteria, e si vede che piano piano questa cali e faccia perdere la linea originale dello scafo. L'unica possibilità di correzione o di limitazione di questo pericoloso fenomeno, che può portare anche all'affondamento dello scafo, perché le tavole perdono di struttura meccanica e di calafataggio, è stato quello in passato di aggiungere queste che si vedono in giallo e in rosso. Sono delle strutture diagonali, sia in legno che metalliche, che in questo modo, invece di un parallelogramma, formano delle strutture triangolari che appunto di principio sono queste strutture diagonali che appunto permettono di rigidire lo scafo, creando una struttura a traliccio. Qua si può vedere l'interno della Constitution, che abbiamo visto prima in quelle immagini d'epoca, con una struttura di porche, cioè di ordinate che vengono applicate sopra il fasciame interno e sono messe in diagonale in modo da fare questa funzione. Questa problematica affligge anche le imbarcazioni moderne in acciaio, perché la legge di Archimede vale per tutti, e quindi barche come anche petroliere, specialmente se scariche, si possono notare, vedete, anche in questo caso, la linea della coperta che è incurvata in maniera rovescia, e questo può provocare a volte anche situazioni drammatiche. Ecco, questa è una breve riflessione appunto su questa problematica legata alle imbarcazioni tradizionali. Per tutto il resto c'è il nostro sito veniceboats.com.